La colonia più numerosa di stambecchi si trova in Marmolada, 287 esemplari nel massiccio con una netta prevalenza monitorata nel versante bellunese, nonostante negli anni la specie sia stata fortemente selezionata dall'infezione di rogna sarcoptica. È il dato emerso dal monitoraggio eseguito da un team multi-istituzionale coordinato dalla Regione del Veneto che ha messo in campo il personale della Polizia Provinciale, delle riserve alpine di caccia e del Parco Naturale Dolomiti d'Ampezzo. La colonia è in leggera ripresa e siamo fiduciosi che la colonia abbia nel tempo acquisito una certa resistenza, diciamo anche genetica, a questa malattia e che quindi negli anni possa ritornare a quei numeri che avevamo prima dell'epidemia. Quella della Marmolada è una delle 5 colonie censite a livello provinciale con l'area dell'Antelao, del Cridola, delle Pale di San Martino e della Croda Rossa. Per la prima volta la provincia di Belluno si è incaricata di fare questo lavoro di raccordo con diverse amministrazioni, quindi parchi e province confinanti, per il monitoraggio dello stambecco, che è appunto un obbligo comunitario, ma che è anche un interesse dei territori di conservare questa importante specie che è presente nel territorio provinciale. L'attività di censimento proseguirà in futuro anche con l'utilizzo di moderne tecnologie. Vorremmo cercare di monitorare queste specie anche nei periodi invernali, ma con un occhio di attenzione alla sicurezza degli operatori. Quello che è importante per noi, se vogliamo conservare queste specie, è mantenere gli habitat idonei. Questo ce lo dice l'Europa con la direttiva che è entrata in vigore ancora nel 1993 e che noi dovremo, secondo me, osservare con molta attenzione.